Straordinario miracolo eucaristico a Lourdes. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio parlarvi di uno straordinario miracolo eucaristico che è avvenuto il 7 novembre a Lourdes. Era in corso la Santa Messa celebrata da diversi sacerdoti. C'era prima stata una solenne processione di tutti i sacerdoti, insomma, in onore della Vergine Santa e appunto c'era stata poi la solita celebrazione normale, insomma, della Santa Messa. A un certo punto, durante il momento della consacrazione, si è assistito a un fenomeno straordinario. L'ostia ha iniziato a levitare, cioè si è innalzata al di sopra del piattino della patena che la conteneva. È un fenomeno che ha lasciato tutti a bocca aperta, si è gridato al miracolo e il sacerdote, insomma, ha potuto constatare questo fenomeno che veramente ha dello straordinario e ha proseguito poi nella celebrazione della Santa Messa e della consacrazione eucaristica e successivamente l'ostia è stata affranta e poi distribuita tra i fedeli. Bene, ecco, siamo tutti emozionati, insomma, da questa notizia. È un miracolo straordinario che ci ricorda la presenza reale di Cristo in mezzo al suo popolo e soprattutto nel Santissimo Sacramento, che non è un simbolo, un semplice simbolo della passione di Gesù o memoria della sua passione, ma è proprio presenza reale di Cristo in corpo e sangue tra noi. Bene, vi lascio a questo filmato. A presto carissimi, santa giornata.